Buon pomeriggio, benvenuti, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione, il punto, il nostro approfondimento che si occuperà oggi di sicurezza nelle grandi città della Sicilia, Catania e Palermo, sicurezza anche in chiave nazionale, ovviamente è un tema che dibatteremo con la politica, con i rappresentanti delle forze dell'ordine, i sindacati, insomma è un tema che in questo momento si copre anche l'agenda politica del nostro paese, perché come sapete le forze di polizia in questo periodo stanno davvero soffrendo. Allora ne parleremo ovviamente all'interno della nostra trasmissione, avremo anche una testimonianza da brividi, perché racconteremo lo stupro della Villa Bellini quasi a un anno di distanza. Il 30 gennaio si è consumata questa vicenda assurda al centro della città, in piena Villa Bellini, ma ne parleremo ovviamente con uno dei protagonisti, suo malgrado, di questa vicenda. Tutto questo nel menù di oggi, però non possiamo noi non cominciare la nostra puntata con un sorriso, almeno anzi più di un sorriso, perché c'è sempre il nostro Totò Calì ad allietare questa anteprima. Ciao Totò! Eccoli qua. Eccoli qua. Eccomi qua, buongiorno. Un sorriso, allora, spunti tu, insomma. Stai sorridendo? Sicurezza. Vabbè, dai. Sicurezza, sì, gran tema sicurezza, perché insomma è importante. L'abbiamo affrontata altre volte, però. Dai, vignetta. Anche controverso. Anche controverso. Dai, le vignette di oggi. Facciamo vedere. Prima vignetta, vediamola. Aspettiamo la vignetta che arriva, eccola qua. Leggi più severe sulla sicurezza. Questo è il governo. Vai. Sulla sicurezza. Le norme sono nate per essere trasgredite e non per educare. Ecco, quindi questo è l'eterno dibattito. Si possono fare leggi. Fatta la legge, trovato l'inganno. Andiamo, prossimo. Questa è riflessiva. Questa è riflessiva. Vai, andiamo, prossimo. Le altre sono... Leggi severe sulla sicurezza stradale questa volta. Stradale. Ehi, mi state facendo il terzo grado. Qua c'è l'epilometro, dice, ma quale terzo grado? Quindi i gradi ne risultano molti di più. Molti di più. Insomma, questo è un problema, questo non abbiamo capito ancora qual è il limite, quanto si può bere. Alcuni dicono che già anche un po' di vino risulterebbe diciamo, fatale. Infatti, per l'etilometro. Meglio bere acqua. Andiamo avanti. Sì. Prossima vignetta. Meglio bere acqua. Chi sono adesso? Vabbè. Questo è Adamo ed Eva? Adamo ed Eva. Che c'entrano Adamo ed Eva con la sicurezza? Insegue Eva, perché Adamo sta inseguendo Eva, non ci sono vigili, non c'è nessuno, fa un po' quello che vuole. Ecco. Allora c'è Dio che dall'altro dice smettila o ti spezzo le costole che ti restano. Che ti chiamano? Insomma, questa inglese, English humor. Andiamo avanti. Abbiamo l'ultima che richiama un po' il fatto di cronaca triste che è accaduto a Catania, di cui parleremo tra poco, subito dopo di te apriremo questo capitolo. Vai, mi raccomando. Se Cappuccetto Rosso, mi raccomando, vai dritta dalla nonna senza passare dalla Villa Bellini. Insomma, questa amara, come si dice, ma vera. Amara ma vera. Allora Totò, grazie, bella anche quest'ultima vignetta, come sempre grazie per questo tuo contributo anche questa settimana. Ci vediamo la prossima settimana, attenzione, siamo quasi a ridosso di Sant'Agata, quindi preparati delle vignette quantomeno diciamo che rispecchino il periodo. Ho già paura adesso, ho già paura. Grazie Totò, buon fine settimana anche a te. Continuazione. Ciao, adesso sigla e poi entreremo nel vivo della nostra trasmissione, il racconto shock dello stupro alla Villa Bellini un anno fa. Bentrovati, allora cominciamo la nostra trasmissione, entriamo nel vivo dell'argomento di oggi, che è il tema della sicurezza, della microcriminalità, della paura che si respira molto spesso tra le strade delle grandi città siciliane, con particolare riferimento a Catania e Palermo. Introduciamo insomma in questo momento della trasmissione questo argomento ripercorrendo a un anno di distanza, quasi a un anno di distanza, quel terribile stupro alla Villa Bellini
di Catania, due ragazzini erano lì, insomma sono stati accerchiati, circondati, la ragazzina ha avuto la peggio, è stata violentata, il tema è stato dibattuto, è già con una vicenda processuale avanzata e quindi di questo racconteremo, ma lo racconteremo con uno dei protagonisti di quella vicenda, che è Angelo, che è qui con noi, il fidanzatino della ragazzina violentata, che suo malgrado ha dovuto assistere a tutta questa violenza. È stato anche lui oggetto di violenza, ce lo racconterà all'interno di questa trasmissione, lo vedete. Per tutelarlo ovviamente lo inquadreremo di spalle con un cappuccio, e con lui, con Angelo, in studio c'è il suo avvocato, l'avvocato Eleonora Baratta. Benvenuto avvocato, che insomma ci aiuterà anche a ricostruire la vicenda processuale, cioè a che punto siamo arrivati. E con me in studio c'è anche la collega Laura Di Stefano del quotidiano La Sicilia, che appunto attraverso il quotidiano La Sicilia ha raccontato quei terribili momenti, ma anche ovviamente tutto quello che è successo dopo e che non è ancora terminato. Ciao Laura. Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio ai telespettatori. Laura, ovviamente lo ricordo, è esperta cronista di giudiziaria per il giornale. Sei bravissima, dai, sei bravissima. Allora, ascoltiamo un po' questo racconto. Angelo, intanto ciao, benvenuto. Ciao. Allora, ti chiedo subito, intanto come stai, quasi un anno dopo? Bene, mi sono ripreso. Ancora qualche volta ci penso a questo avvenuto che è successo, semmai parliamo di un anno. Però insomma il ricordo c'è sempre, abbastanza chiaro, no? Sì, però già a differenza di quando era successo, già più o meno ci inizio a pensare molto meno. Cioè sei riuscito a riprendere un po', a fare ordine, a riprenderti un po' la tua vita, no? Dopo quella vicenda o no? Sì, sì. Sì. Allora, adesso ti faccio una domanda, sei fidanzato adesso? Sì. Quella ragazzina non la vedi più, giusto? No. No, non la vedi più, è finita. È finita. Allora, facciamo così, Angelo, ripercorriamo diciamo, quei momenti terribili in cui tutta la città, ovviamente, non solo la città, tutta Italia si è indignata per quello che è successo al centro di Catania, in quella Villa Bellini, in questa ricostruzione che ha effettuato per noi, proprio sul posto, minuziosa, la nostra Simona Mazzone, con il montaggio di Fabrizio Rizzo. Ripercorriamo quegli attimi, quei momenti, un anno dopo, perché la villa si presenta in questo modo. Nel servizio di Simona Mazzone poi parliamo e raccontiamo anche, ovviamente, tutta la tua testimonianza. È trascorso un anno da quel terribile stupro alla Villa Bellini di Catania, ai danni di una ragazzina di soli 13 anni, davanti al fidanzato di 17, costretto a guardare. Il branco composto da 7 ragazzi, tutti di nazionalità egiziana, 5 maggiorenni, 2 minorenni. Una coppia di ragazzini, lei 13 anni, lui 17, decide di fare una passeggiata alla Villa Bellini e tardo pomeriggio si apparta e si siede in una panchina come questa. Poi i due decidono di fare una passeggiata, sono circa le 19:30 e si incamminano verso i bagni pubblici. Dopo essere entrati nel bagno escono, arrivano in questo punto. Il branco li nota e decide di avvicinarsi. 2 di loro prendono la ragazza e la portano forzatamente dentro i bagni. Chiudono a chiave, lei grida, il fidanzato tenuto dagli altri 5 non si può muovere, è minacciato. Ti ammazzo se ti muovi e se parli. Lui cerca di corromperli, vi do il telefonino, vi do l'iPad, tutto quello che aveva in tasca, ma loro nulla. Lei chiusa lì dentro a subire violenza. Dopo momenti interminabili lei riesce a scappare, in un attimo di distrazione esce fuori, accolta dal suo ragazzo. I 2 ragazzini fuggono a piedi aiutati da passanti che nel frattempo si accorgono di quello che era successo e arrivano fino all'ingresso della Villa Bellini, dove ad attenderli c'è una pattuglia dei carabinieri che nel frattempo sono stati chiamati.
oggi, a distanza di un anno, i bagni pubblici dove si è consumata quella violenza sono chiusi, forse interessati da lavori, ma non si può entrare. E in alcune zone la villa comunale, che tra l'altro è aperta anche nel pomeriggio, è completamente al buio. Abbiamo cercato una postazione dei vigili urbani, ma non c'è, perché qui a verificare cosa accade, a controllare, c'è una postazione che si alterna delle forze dell'ordine, guardia di finanza, polizia, carabinieri, che fanno proprio un servizio di pattugliamento. Ma questo basta? E questa è la ricostruzione di Simone Mazzone con Fabrizio Rizzo. Allora, Angelo, tu hai ascoltato tutta questa ricostruzione, insomma, come dire, fila, no? Il racconto è questo. Sì. Il racconto è questo. Allora, facciamo un po' un passo indietro invece rispetto a questo racconto. Tu con la tua fidanzatina, diciamo, da quanto tempo stavate insieme? 3 mesi. Stavate insieme da 3 mesi. Era usuale andare alla villa per voi? 2 mesi sbagliai. 2 mesi, va bene. Perché poi il terzo mese è successo, quindi. Il terzo mese è successo quello che è successo. Allora ti rifaccio la domanda. Diciamo, era usuale per voi, cioè, andare a passeggiare alla villa, appartarvi da quelle parti, per stare un po' insieme? Sì. Ci andavate spesso alla villa? Sì, anche con dei miei compagni. Ci facevamo quasi sempre passeggiare là. Cioè era un luogo comune di incontro, diciamo. Sì. E avete mai pensato che quello potesse essere un posto insicuro per voi? Sì, l'abbiamo sempre pensato, ma comunque sempre come dire, ragazzi un po' stupidi, non ci pensavamo che potesse succedere veramente qualcosa. Quella sera voi eravate seduti su una panchina, tu e la tua fidanzata. Sì. Poi che è successo? Niente, c'eravamo seduti sulla panchina perché avevamo avuto da poco un litigio io e un mio compagno e lei dice, dopo un po' che abbiamo parlato, siamo andati un attimo dentro il bagno. Per appartarvi, diciamo. Ecco, per apportarci così velocemente. Avete avuto la sensazione che qualcuno vi stesse seguendo? No. No. E dentro il bagno voi avete sentito, diciamo, che c'erano altre persone che a quel punto erano entrate dentro il bagno? Sì, ma non pensavamo che ci stavano guardando. Cioè era gente lì per voi, invece vi stavano proprio guardando. Sì. E l'avete notato, l'avete visto da qualche parte? No, l'abbiamo notato solo alla fine. L'avete notato solo alla fine, perché in quel momento che è successo? Voi, diciamo, volete uscire fuori dopo, diciamo, esservi appartati tra di voi, come normalmente, diciamo, volevate riprendere, diciamo, la vostra strada, no? Volevate continuare la vostra passeggiata. E che è successo in quel momento? Nel momento in cui siamo usciti ci bloccano una decina di ragazzi, tutti quanti egiziani, che all'inizio hanno iniziato a chiederci una sigaretta e poi si è trasformato proprio in un vero e proprio fermo. Ma quando vi hanno fermato, ecco Angelo, quando vi hanno fermato, voi avete capito subito che non Sì. era, diciamo, per rubarvi qualcosa, ma per arrivare ad altro? Sì, lei già l'aveva capito, poi dopo qualche secondo l'ho capito anch'io. Già quando hanno iniziato a palpeggiarla all'interno coscia, dal sedere, e là già avevamo capito. A quel punto, cosa hai fatto tu e cosa ha fatto lei? Io me la sono tirata indietro, ma dopo un po' giustamente i ragazzi hanno perso la pazienza, hanno preso la ragazza e sono portati con forza dentro il bagno. Quindi tu hai provato a difenderla anche usando la tua forza, diciamo. Sì. Ma non ci sei riuscito perché questi erano un branco, no Angelo? Sì. Quindi erano più forti ovviamente, no? Ci sarebbe riuscito nessuno, quindi. Non ci sarebbe riuscito. Dopo che è successo che hanno portato la ragazza dentro i bagni, all'inizio è entrato uno, poi è entrato un altro, nel mentre c'erano altri ragazzi che mi stavano tenendo a me. Dandomi pugni, calci, morsi. Vabbè, in tutti i modi per cercare che non mi potessi sicuramente liberare. Nel frattempo tu sentivi la tua ragazza? Sì, sentivo lei che urlava che la dovevano smettere, basta.
mentre io resto lì come un deficiente a prendere botte. Cosa provavi in quel momento? Forse le prime volte in cui sentivo veramente uno di quei dolori, che proprio io messo lì come un deficiente, mentre c'era lei che stava subendo quella roba e non potendo aiutare, c'era anche quello che mi bloccava le forze, quindi. Non sei riuscito alla fine, diciamo, non ci sono perché era impossibile oggettivamente. Sentite, questo racconto veramente fa, anche a distanza di un anno, fa veramente venire i brividi. Angelo, poi cos'è successo? Diciamo, come siete riusciti poi a liberarvi? Sono stati loro che vi hanno mollato, oppure... La ragazza è riuscita ad aprire la porta si è rimessa subito i pantaloni ed è scappata. E dopo qualche secondo che se ne sono accorti gli altri ragazzi, poi sono riuscito a andarmene io. E non vi ha aiutato nessuno in quel momento? Avevo detto che se ci potevano aiutare 2 ragazzi, ma se ne sono letteralmente fregati e se ne sono andati. Poi quando siamo arrivati davanti alla villa, la ragazza si è accasciata a terra, che stava piangendo prima dal dolore e poi anche solo da ciò che era successo anche a me. E giustamente la gente se n'è accorta, sono arrivati da noi, hanno chiamato i carabinieri, sono arrivati i carabinieri. Questi qua nemmeno ci hanno avuto la pazza idea di seguirci fin quando giustamente non li hanno beccati i carabinieri. E poi hanno ricostruito. Mi dicevi Sì. anche che diciamo, a lei hanno rubato anche il giubbotto, aveva il giubbotto. Sì, avevo un giubbotto. Quindi è riuscita a scappare proprio come meglio poteva. Angelo, ti chiedo, dopo questa vicenda, ovviamente traumatica, l'hai raccontato anche tu, ci pensi sempre, che cosa è successo alla tua vita e a quella della tua fidanzatina? Vi vedete ancora? No. E dopo poco vi siete visti, se avete continuato a vedervi o a parlare? Abbiamo avuto solo quei 3 giorni per parlare, lasciarci e poi basta, abbiamo chiuso del tutto. Ma vi siete lasciati, diciamo, in seguito a questa vicenda? Sì, dice che non ci voleva più riuscire ad avere una relazione e basta. È vero che tu, diciamo, dopo diciamo, questa violenza sei stato anche oggetto di, come dire, in qualche modo bullismo, proprio nella tua vita, nella scuola, insomma, perché diciamo, il fatto che sia stato tu uno dei protagonisti è stato, diciamo, reso noto. Sì, Cioè, diciamo, nella tua comitiva lo sapevano che eri stato tu, diciamo, protagonista di questa vicenda. sì. E al posto di aiutarti, cosa hanno fatto? Hanno iniziato a colpevolizzarmi dicendomi tipo potevi fare però di meglio, potevi aiutarlo un po' di più, se c'ero io potevo fare qualcosa, dicendomi praticamente che sono debole. Poi dopo qualche settimana è arrivata anche dei ragazzini della mia scuola che poi hanno iniziato anche loro, dicendomi, urlandomi anche per i corridoi, ma guarda i 7 egiziani. Mentre io camminavo. Io invece, essendo che non potevo neanche reagire, prendevo, mi mettevo le cuffie e camminavo dritto. Quindi, vicenda, devo dire, anche qui il post è veramente traumatico. Ti faccio un'altra domanda. Sei più andato alla Villa Bellini dopo quel giorno? Si parla di qualche mese. Sì. Praticamente dopo 3 mesi che mi sono lasciato. Sei tornato alla Villa Bellini? Sì, solo per un controllo veloce, ma poi niente. Sei stato, diciamo, dove si è consumata quella violenza? No. Perché? Già solo a passarci davanti mi venivano quei brutti ricordi, più anche sensi di colpa per quello che mi dicevano questi ragazzi. Senti Angelo, adesso sei fidanzato? Sì. Sei fidanzato. Non ti chiedo il nome della fidanzatina perché insomma sei contento adesso, insomma. Stai riprendendo un po' la tua serenità. Sì, piano piano. Laura, ti coinvolgo. Il racconto veramente da brividi, ripercorrerlo anche a un anno di distanza, Laura, devo dire, fa venire veramente, anche per noi che siamo abituati poi a raccontarle, insomma, queste cose con la fredda... Leggere una cosa, sentire Esatto. un'altra cosa. Io volevo chiedere ad Angelo come è stato affrontare gli interrogatori sia in fase di indagini che nell'incidente probatorio. Un incidente probatorio che, ricordiamo, è stato svolto con tutta la sicurezza nell'aula dedicata in via Franchetti al Tribunale per i minorenni. Com'è stato, Angelo?
Era, diciamo, molto difficile il fatto che mi facevano domande, riuscivo a rispondere, ma anche con difficoltà il fatto che non riuscivo a smettere di pensare a quella cosa. Quindi mi veniva più o meno sempre difficile anche rispondergli, però ci riuscivo. E quando quando hai dovuto fare il confronto all'americana, cioè quando ti hanno fatto vedere i volti e tu hai dovuto indicare quelle persone, come ti sei sentito? Hai potuto capire che in quel momento, grazie a te, poteva essere fatta giustizia su quel sopruso, su quegli abusi? Sì, ho avuto quell'attimo di orgoglio dicendo almeno guarda qualcuno che può effettivamente anche violentare altra gente, almeno è stata sbattuta dentro come è giusto che sia. Sì, prego Laura, prego. C'è un processo in corso e i difensori cercano di riportarti in un'aula di tribunale. Tu ci vuoi tornare a raccontare come hai fatto oggi? No, onestamente, dopo questa spero sia chiusa parola e quindi meglio così. Vuoi voltare pagina? Vuoi dimenticare? Ecco. Allora io aggiungo ovviamente con il conforto di Laura e dell'avvocato Baratta che durante il procedimento, insomma nella fase giudiziaria, Angelo e la sua fidanzatina sono stati sottoposti anche ad esami da una neuropsichiatra infantile, una psicologa e una psicoterapeuta. Perché? Perché era stato messo in dubbio anche questo racconto, no? Nel senso, in qualche modo, cioè volevano accertarsi che i testimoni entrambi raccontassero e non fossero in qualche modo fuorviati dalla violenza che avevano subito. In realtà anche questo esame ha dato esito positivo, nel senso che il racconto è attendibile da una parte e dall'altra, questo per poi formare le prove al processo. Avvocato, a che punto siamo? È una vicenda complicata, ci sono più processi in atto, perché alcuni di questi egiziani che facevano parte del branco erano minori, altri sono diventati minorenni, Angelo nel frattempo da minorenne è diventato maggiorenne, insomma ci sono tanti elementi che poi in qualche modo... Il procedimento, quando ho la parola ovviamente... Prego, avvocato. Fra due, non siamo in tribunale, prego. Che si occupano di cronaca, anche giudiziaria, soprattutto appunto come la dottoressa Di Stefano. Il procedimento è complesso, come ha accennato già appunto la giornalista prima. Abbiamo avuto un incidente probatorio misto, che è una cosa che non accade sovente, proprio perché erano presenti sia il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dei minori, dato che i ragazzi coinvolti in questa vicenda adesso già c'è una sentenza, sono 7. Sì, appunto, se chiariamo, se questo è il mio contributo, posso dare solo questo tecnico. Innanzitutto appunto abbiamo svolto questo incidente probatorio proprio per tutelare dall'esame incrociato abbastanza complesso. Ci sono 7 imputati, 5 maggiorenni, 2 minori, hanno fatto delle scelte processuali differenti perché è stata resa già una sentenza di condanna nei confronti dell'autore materiale dello stupro, cioè di uno dei 2 che si è appunto avvicendato in bagno, e già è stata erogata una sanzione, sono stati chiesti 14 anni, è stata erogata una pena abbastanza severa di anni 12 e mesi 8 nei confronti del primo ragazzo che ha abusato della fidanzatina illo tempore del mio assistito. È stata resa un'ulteriore condanna invece nei confronti di colui che ai minori non ha optato per il giudizio abbreviato, perché l'ha fatto sempre l'altro autore materiale. Adesso a fine febbraio ci sarà l'udienza relativa al secondo ragazzo che è entrato in bagno, insomma è questa l'ipotesi accusatoria che già è stata ritenuta sia in primo grado maggiorenni che in primo grado davanti al Tribunale dei minori, per quel che concerne invece un ragazzo che, come i 4 per cui abbiamo udienza adesso proprio il 4 febbraio, viene da un rinvio, abbiamo già sentito il comandante, insomma quelli che hanno fatto le indagini, e come accennava anche la dottoressa Di Stefano, è stato richiesto di risentire soprattutto il mio assistito nonostante l'incidente probatorio. Io mi sono opposta fermamente proprio perché qui insomma è un ambiente protetto, siamo solo noi, però esporlo ad un esame incrociato con tutti questi difensori non è appunto il caso. È stata erogata una sanzione riprendendo quello che era il filo del discorso,
scorso, di 4 anni e rotti, mi pare 4 anni Sì. e anni 8 8 mesi mesi. 8, perché io mi sono costituita parte civile nell'interesse di Angelo, lo chiamiamo così, soltanto nei procedimenti innanzi al Tribunale degli Avete adulti. sentito la città accanto, diciamo, in tutti questi mesi? Allora, quando la città accanto, ecco, è una domanda. Allora, sicuramente una sensibilizzazione molto alta c'è stata, ricordo a noi tutti, a voi che l'avete seguito dall'inizio, anch'io ho percepito la notizia di questo gravissimo fatto che è occorso proprio il 30 gennaio, per me peraltro una data particolare, e sono stata stravolta come tutti. Ricordo ancora che erano le festività catine, quelle fra Certo, cui eravamo là. entriamo, era presente la Premier, ci sono state dichiarazioni, ho letto prima di subentrare nel processo dichiarazioni rese da chiunque, rese anche dal nostro attuale sindaco, l'avvocato Enrico Trentino, che condivide come me una visione dei fatti, insomma non in senso vendicativo, però è stato un fatto così allarmante che anche i più garantisti siamo... E poi che è successo? poi che è Nel successo? tempo si è un po' sgonfiato. Non lo so, il fatto, allora, oggi appunto il mio assistito ha raccontato anche a voi quello con cui io mi confronto da quando ho accettato il mandato, perché io subentro ovviamente in un momento successivo. Lui viene sentito all'inizio durante le indagini, lo assisto durante l'incidente probatorio, anche se l'apporto innanzi, insomma, in questa udienza affollata da tutti i presunti autori di fatti così gravi. E come dicevo... Luca, posso? Prego, Laura, prego. Prego, ci mancherebbe. Avvocato, un incidente Sì. probatorio complicato, anche perché dopo le testimonianze dei ragazzi alcuni degli egiziani, degli imputati, hanno voluto dire delle cose. Sì, perfetto. Lei non c'era, ma evidentemente ha letto gli atti, ma non l'hanno detto solo lì, questo lo aggiungo io perché magari ci sono delle cose che ovviamente ognuno con il suo lavoro sfuggono. Già vi erano state delle dichiarazioni, ricordo a tutti noi, e comunque io conosco gli atti e questo è già stato celebrato, c'è un procedimento appunto dove già stata resa condanna e quindi ne possiamo parlare. Il limite è per il procedimento in corso nei confronti di coloro che erano soltanto... che hanno partecipato, perché il reato di stupro di gruppo, vorrei che lo chiarissimo visto che siamo questo qui, è perché diciamo... allora non punisce solo chi è spettatore come il mio assistito, ma per il resto basta dare un contributo, un apporto psicofisico, essere spettatori come c'è stato questo intercalare questo fa bene a ricordarlo, avvocato, perché insomma lo stupro sembra che coinvolga solo la vittima, cioè, in questo caso in realtà ci sono anche gli attori diciamo che sono tutti in questa... Il nostro ordinamento punisce anche chi appunto guarda, insomma, va a istigare, e chi fa parte del branco, ne ha parlato proprio il mio assistito. C'è stato questo scudo, questa barriera, quindi già questo incute timore, ecco perché si paralizzano, non è lo stupro normale, lo stupro normale magari c'è una reazione della vittima, già il fatto stesso che lei dagli atti si legge che lei ha reagito, non c'è riuscito ovviamente perché è bloccata. Ma la reazione è più forte quando c'è un rapporto a due, nello stupro, nel reato punito, insomma l'atto sessuale, quando vieni costretto a subire. Ma per rispondere, perché poi ovviamente perdo il filo, sono tanti i dettagli che vorrei dire, vi sono state purtroppo delle dichiarazioni, allora vengono individuati, gli altri non solo, quindi la correggo grazie alle dichiarazioni del mio assistito e della ragazzina che sono stati puntuali, ma perché vi è la partecipazione dell'unico ragazzo che ha gli arresti domiciliari, che va a rendere delle dichiarazioni. Ora lui è ancora sotto processo, ovviamente i difensori danno le valutazioni. Gli altri, ci sono quelli che hanno chiesto di essere esonerati dalla responsabilità, però è giusto poi diventa chiarire, troppo complicato anche per i nostri, per i nostri telespettatori. Che qualcuno ha detto che il rapporto era consenziente, perché poi siamo sempre Stavo per venire a questo. Era questo il punto. Allora, guarda, io lo prendo dagli atti direttamente, e qua c'è Angelo però al quale voglio chiedere, perché lui era là davanti, insomma, uno di questi ragazzi ha detto, Angelo, lo dico a te, guarda, senti che cosa è scritto nelle carte. Lei era d'accordo, mi ha detto di chiudere la porta, quando sono uscito voleva continuare. Vabbè, io le sentite queste cose? Scusi, avvocato. No. scusi, non è andata così, giusto? Ma per niente. Cioè lei cosa diceva? Dillo qua perché sennò non... Anzi, lei si è anche rifiutata, con tutto che gli voleva dare tutto quello che aveva, telefono, soldi.
Quindi diciamo, ecco qua che poi... Ma dico al di là di questo, perché ovviamente lui non... scusi se la Prego, interrompo, no, lei è dico, sempre non vorrei- molto puntuale, però io vorrei, sono qui anche Certo, nella mia certo, veste difensiva, vorrei Per carità. puntualizzare questo. Lui ovviamente è spettatore, quindi di questi, di quelli che chiudono in bagno la ragazza, e per cui ovviamente sono state anche trovate delle tracce biologiche, è intervenuto il Risso di Messina e via dicendo. È chiaro che ci sono delle dichiarazioni, è stato ritenuto colpevole colui che ha detto che doveva essere, ma ha negato il rapporto, quindi siamo attenti, cioè ha negato che ci fosse un rapporto quando vi è questa evidenza di prova. Però ancora non è condannato in maniera definitiva, io vorrei, dico, devo alzare le mani perché devo rispettare i miei colleghi. No, Laura, noi rispettiamo tutto, diciamo, l'iter giudiziario, per carità, colpevole. Presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Ormai lo Bravissima. ritroviamo in tutti i comunicati dopo la riforma Cartabia, quindi Mi lo ripetiamo consente, anche dottoressa Di Stefano, non è che lo ritroviamo, questo è un principio, visto No, che no, oggi no, sto parlando dei comunicati stampa, prima però non c'erano, lei sa ora che è ho stata un ottimo introdotta rapporto questa con lei, frase. però non è che lo ritroviamo così, chiedo scusa, No, devo chiarire, solo questo mi avete invitato, però mi sembra opportuno chiarire. Il principio, la presunzione di innocenza, il principio di non colpevolezza è statuito nella nostra Costituzione, che oggi lei è stata Non c'è nessuna polemica, avvocato, volevo solo... non è polemica, però carità, non è che l'ha introdotto la riforma Cartabia. Mi fate parlare con Angelo, per favore. Certo, ci mancherebbe. Però dico, io con lei vado d'accordo, lo sanno tutti. Siamo anche Laura è civile, lei è pseudo-amiche. civile pure in tribunale. Sì, però dico, siamo Per attenti al continuare messaggio che passa. Il principio Io volevo della chiedere però una colpevolezza cosa c'è, fondamentale. da sempre, non l'ha Volevo chiedere introdotto una cosa la riforma ad Angelo Cartabia. prima di chiudere. Angelo, diciamo, è venuto fuori ovviamente che voi, diciamo, io te lo chiedo a te, l'avete subito capito che erano stranieri questi ragazzi, no? Sì. Avete subito capito. E secondo... come vi parlavano intanto? Quando parlavano con me un italiano un po' svastico, invece quando parlavano tra loro era egiziano. Sì, era egiziano. Quindi, insomma, ma secondo te tutto quello che è successo, cioè, diciamo, questa violenza, questo branco, è avvenuto perché questi ragazzi erano stranieri? Cioè c'entra il fatto che erano stranieri? Domanda un po' forte. No, la sua sensazione, diciamo, quello che... Ma lui è amico di tanti, insomma, comunque Sì, rispondi. diciamo che già come io so, metà dell'Italia, metà di tutti che vengono qua in Italia è fatta solamente la versione di colore. Cioè, attenzione, non sono razzista né niente, però onestamente io penso che almeno questi soggetti qua in Italia non ci dovrebbero entrare. Io sono per esempio dell'opinione che o se hanno un lavoro, hanno qualcosa, possono stare, ma se devono venire a fare bordello, stuprare, rubare, onestamente sono come una minaccia. Vabbè, quello è, insomma, diciamo, sensazione, no? abbastanza Ecco. diffusa. Senti Angelo, adesso che classe fai tu? Quinta B. Ma poi cosa vuoi fare? anno. Come ti immagini, diciamo, tra qualche anno? Spero con un lavoro, una casa, Una moglie? con una moglie. Mi Cioè una raccomando. vita che Tante potrebbero avere figlie. tutti. Tante comunque. figlie e poi soprattutto senti, ti senti di dire qualcosa, diciamo, anche a quei ragazzi, diciamo, che ti hanno colpevolizzato dicendoti che sei stato un debole, che non sei riuscito a difendere la tua fidanzata? Qua, se proprio devono parlare dei ragazzi in cui non hanno fatto praticamente nulla, forse se ne sono stati a casa a giocare alla PlayStation come dei ragazzini, ma soprattutto io non ci posso fare niente, quelli hanno la bocca, possono parlare, ma del resto non mi toccano per niente. Se avessero Bene, il coraggio forza di e dirmelo in coraggio faccia. Angelo, mi raccomando, forza e coraggio. Allora, tra un anno, appunto, il 30 gennaio di questo stupro, che poi si è saputo qualche giorno dopo, come ricordava l'avvocato, proprio a ridosso dei giorni di Sant'Agata. Laura, non so se vuoi fare qualche altra domanda, se no chiudiamo, insomma, questa parte e poi riapriamo ovviamente con il tema della sicurezza, perché questo è un evento, ma ci sono tanti eventi. Ricordiamo che a poca distanza ha preceduto questo evento, il famoso stupro del Foro Italico a Palermo, altre dinamiche, altre storie, però sempre un branco che ha cerchiato e violentato qualche anno prima c'era stato lo stupro dell'americana, ricordiamo, vicino Piazza Europa. Sì. Insomma, sono Sempre fenomeni, opera di branco, ed erano italiani in quel caso. sempre fenomeni che ciclicamente, diciamo, si ripetono. Io volevo solo Prego, evidenziare che
come l'attenzione mediatica all'inizio era stata fortissima, come l'attenzione mediatica è stata fortissima nella prima udienza, poi piano piano anche l'attenzione di noi giornalisti verso questo processo è scemata. Io chiedo e faccio un appello anche a chi fa questo lavoro: puntare, raccontare aiuta a non compiere più atti del genere, perché raccontare una condanna di 12 anni esemplare forse può essere anche questo modo per prevenire in qualche modo. Visto, infatti, Grazie, se mi dà la parola, Prego, visto pseudo scontro fra parentesi, lei invece io apprezzo tantissimo perché lei è sempre stata presente, si è occupata di questo caso, ha sempre raccontato, anche appunto la nostra cronista ha dato sempre spazio, ed ha ragione, perché il problema sta proprio a monte, se dico per fare una chiosa, se mi è consentita. Prego, faccia lei la chiosa, visto che diciamo, no, da non donna voglio... anche, insomma, in questo caso di ho stupro verso purtroppo una ragazzina. tendenza. Prego. La chiosa è questa, come ha detto e ha ricordato lui, che proprio non ha nessun pregiudizio, è proprio distante dai pregiudizi nei confronti di chi arriva qui. È chiaro che vengono aumentati nel momento in cui subisce un atto di questo. Vi è un'incidenza però, ed è inevitabile. È vero che anche gli italiani commettono fatti di violenza sessuale, anzi i maltrattamenti vedono protagonisti i nostri conterranei nei confronti della donna, in via principale a danno delle donne. Però è indubbio che vi è una percentuale veramente alta di reati, di fatti di violenza sessuale a danno non soltanto delle cittadine da parte di soggetti esteri che noi ospitiamo, ma anche proprio delle proprie donne. Abbiamo dei casi devastanti, insomma, li conoscete. Io ho dovuto tutelare anche un'algerina che ha avuto delle problematiche, cioè il problema c'è, ma dato che infatti come vengo chiusa, insomma, come cerco di essere sintetica, il giudice di questo, se mi è consentito, visto che oggi è l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ci sono, lo sa benissimo la dottoressa Di Stefano che è stata presente. Il televisivo non è quello dei tribunali, delle aule di tribunali. Subisco insomma, l'invito ad essere più concisa, però la difesa non deve essere mai compressa, ecco perché mi sono permessa di puntualizzare prima, raccolgo l'invito del mio giudice di oggi e mi taccio. Grazie a voi per averci non lo vedete, è ospitato. incappucciato ovviamente, ma se la sta ridendo pure mi conosce, il nostro Angelo, che con l'avvocato insomma ride, anche si è sentito tutelato come dagli inquirenti, anche ovviamente dalla giornalista e dal suo avvocato. Allora, grazie all'avvocata Eleonora Baratta, grazie ad Angelo per la testimonianza che ci ha raccontato, grazie alla nostra Laura Di Stefano, insomma, per averci aiutato a raccontare questa storia. Ho detto il servizio, la ricostruzione è stata curata da Simona Mazzone con Fabrizio Rizzo, le riprese erano di Massimiliano Scardaci. Grazie, chiudiamo questa parentesi, ritorneremo subito dopo la pubblicità col tema che diventa politico, che diventa scottante, con le forze dell'ordine anche che hanno voglia di dire qualcosa al riguardo, subito dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta nella nostra puntata di oggi. Abbiamo sentito ovviamente questa testimonianza davvero toccante, abbiamo cercato di ricostruire anche quelli che sono i processi che girano attorno a questa vicenda dello stupro alla Villa Bellini, ma questa vicenda ci dà anche lo spunto per parlare ovviamente di un tema più ampio, che è il tema delle sicurezze nelle nostre città, nei centri storici soprattutto, e nelle zone della Movida, una sicurezza che i cittadini non riescono più a percepire. Ricordo sempre che quello di Catania è uno stupro avvenuto al centro, in piena via Etnea, nei Giardini Bellini. Poco prima, qualche mese prima, ne era avvenuto un altro al centro di Palermo, al Foro Italico, diciamo anche lì uno stupro che ha coinvolto una minorenne, un branco che ha attaccato appunto una ragazza, ma poi tante vicende che riguardano appunto il centro storico, spaccate, risse, anche sparatorie davanti alle discoteche, sempre a Palermo recentemente. E poi i posti di blocco, nessuno rispetta le forze dell'ordine, sempre più in prima fila, ma sempre con meno armi da poter utilizzare da tutti i punti di vista. Ne parleremo oggi, ovviamente apriamo il dibattito politico. Qui con noi ci ha raggiunto il segretario generale aggiunto del Sindacato Autonomo di Polizia, quindi il SAP,
Giuseppe Coco, benvenuto Coco, l'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Catania Alessandro Porto, ciao Alessandro, l'avvocato Pierpaolo Montalto che è segretario regionale di Sinistra Italiana, è rimasta con noi sempre qui in studio Laura Di Stefano, la cronista giudiziaria di cronaca giudiziaria del quotidiano La Sicilia. Ciao Laura, ti risaluto. E poi in collegamento abbiamo il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia, benvenuto Figuccia. Buongiorno, bentrovati. E il nostro Antonio Condorelli, che l'abbiamo mandato in trasferta. Ciao Antonio. Buon pomeriggio a tutti. Sicurezza, bel tema insomma questo che affrontiamo oggi. Intanto però permettetevi un attimo una parentesi con Alessandro Porto, che è anche assessore alla protezione civile, è stato in prima linea in questi giorni anche nel caso dell'esplosione, delle 2 esplosioni nella zona di San Giovanni Calermo. Diciamo, che succede? Come sta? Com'è la situazione, Porto? La ringrazio perché ci dà anche l'opportunità di informare i nostri concittadini di quella che è la situazione attuale. Molti ci chiedono, quindi avere la possibilità di farlo anche attraverso la vostra televisione diventa anche un fatto importante, soprattutto perché arriviamo direttamente a casa dei nostri concittadini che sono in grande ansia per quello che chiaramente è la programmazione e quello che chiaramente è soprattutto la prospettiva immediata. Non c'è il gas ancora in quella zona? Il gas no? non c'è, ma chiaramente perché con i Vigili del Fuoco e con la società Rete Gas abbiamo ritenuto che chiaramente la cosa principale è quella di dare la massima sicurezza a chi chiaramente rientrerà nelle proprie case. Dobbiamo comunque dividere le zone in zona rossa, che è la parte, come dire, sequestrata dalla magistratura, che è quella parte coinvolta dei 18 alloggi dei circa 80 concittadini, che è diciamo, la parte più rilevante dell'esplosione, e poi c'è tutta invece la parte, come dire, limitrofe, confinante con, che chiaramente siamo nella parte alta di San Giovanni Calermo, via Santa Sofia e Trappeto Basso. Questa chiaramente Rete Gas si sta impegnando in maniera celere insieme ai Vigili del Fuoco di fare ulteriori accertamenti e soprattutto per fare in modo di poter fare rientrare i nostri concittadini nella massima sicurezza, perché ricordiamoci che un'esplosione chiaramente che magari causa un danno in un punto, bisogna sempre capire quali ripercussioni si sono avute nelle aree limitrofi. Quindi stanno facendo le dovute verifiche anche attraverso dei sondaggi a campione per avere una certezza, come dire, anche dovuta agli strumenti che sono in campo per poter consentire di poter ritornare a casa, soprattutto avere il riscaldamento. Ci sono tempi, insomma. Però devo dire la verità, una cosa importante è che comunque l'80% delle persone, tranne la parte, come dire, zona rossa, sono rientrati a casa, hanno la luce e hanno l'acqua. Questo grazie al lavoro di tutti, e su questo permettetemi di ringraziare. Il gas oggi, Porto, lo sa meglio di me, serve a cucinare, serve a riscaldare, serve a fare le docce, insomma, ovviamente è un disagio. Abbiamo permesso a migliaia di cittadini, perché stiamo parlando di migliaia di cittadini, di poter tornare a casa, grazie al lavoro senza pause da parte di tutti, e su questo permettetemi un ringraziamento ai nostri Vigili del Fuoco, ma soprattutto anche agli uomini della Protezione Civile, ma a tutti gli uomini delle forze dell'ordine che hanno contribuito a far sì che tutto questo potesse avvenire nel più breve tempo possibile. Adesso cambi la casacca da assessore alla Protezione Civile a assessore alla Polizia Municipale, perché sì, come abbiamo sentito in quel servizio lì insomma mancava la sicurezza. Anche in questi giorni quel ragazzo che è tornato alla Villa Bellini, ma che non è riuscito, come ha detto lui stesso, a soffermarsi in quel punto, la sicurezza non c'è. Quelle telecamere funzionavano in parte, la sorveglianza sembra non esserci mai, diventa un'altra zona franca della nostra città. Io mi aggancio anche a questa domanda per coinvolgere poi anche Figuccia, che è uno di quello che ha chiesto le ronde a Palermo, no Figuccia? Le ronde per la sicurezza dei cittadini, quindi Porto. Ma io credo che questo è un problema molto più complesso, perché io credo che l'aspetto anche del personale, dico, chi come il dottore Coco conosce quelle problematiche delle forze di polizia, cioè il personale in campo è sempre poco. Io posso parlare per quanto riguarda la parte dei vigili, su un organigramma di 1000 uomini ne abbiamo 200, di cui 100 inabili all'attività esterna. Dico, grazie all'attività di questa amministrazione, grazie al nostro sindaco che è determinato dall'inizio e come promesso
nel programma elettorale abbiamo finalmente 80 vigili in più che oltre ai 20 che sono a tempo determinato e ai prossimi 100 che nel più breve tempo possibile faremmo il concorso, avremmo 200 uomini in più in campo che potremmo chiaramente, che ci permetterà certamente di avere un controllo maggiore sul territorio, ma soprattutto anche a svolgere quelle attività che sono sempre in crescita per quanto riguarda la polizia municipale. Però perché non è controllata questa via? Non è che non è controllata, ma sono controllati perché tutti, anche i vigili urbani sono presenti nei parchi, ma stiamo parlando di 70.000 metri quadrati di giardino, che chiaramente non è solo la presenza di una pattuglia che può garantire la sicurezza, ma certamente anche gli strumenti informatici possono dare un aiuto, ma soprattutto anche dal punto di vista legislativo. Io credo che bisogna anche sanzionare in maniera diversa chi commette questi reati, che certamente spesso, come dire, le sanzioni sono troppo leggere e quindi magari se ne fa un abuso anche in maniera, come dire, inadeguata. Questo è un altro tema. Le ronde a Palermo, Figuccia. Però ricordiamolo che sul tema c'è stato comunque un intervento normativo che ha dato le risposte a livello di inasprimento delle pene, però su questo adesso. no, ma anche in precedenza c'è stata una riforma del reato, per carità, sulla quale ovviamente bisogna essere rigidissimi, però predeterminiamo le condizioni anche. Cioè, dico, vorrei ricordare semplicemente solo una cosa: la sanzione dello Stato interviene a fatto già accaduto. Io spero che noi qui oggi ci confrontiamo su come anticipare quello che accade. Però dico, non può essere che per ogni metro quadrato ci possano essere solo una pattuglia. È chiaro che ci vuole un'organizzazione migliore, ci vuole chiaramente una collaborazione da parte di tutti. Chiedono tutti sicurezza, cioè da Palermo a Catania, insomma, chiedono tutti. Più grande è la piazza, ovviamente, la città, gli abitanti, eccetera, e più si chiede la sicurezza che non si riesce più neanche a percepire. Figuccia, sbaglio o no? Assolutamente, non so, intanto ditemi com'è l'audio. Buono, lei parli, se non la interrompiamo vuol dire che va bene. Che ci siamo. Allora, certamente quello della sicurezza deve levare la mano dal delle città microfono, è un però. tema che ormai coinvolge tutte le comunità. Come voi dicevate in studio, le più grandi sono quelle dove il senso dell'appartenenza in una società sempre più liquida è qualcosa che è assolutamente assente, e quindi le più grandi sono le città dove l'esigenza è ancora più manifesta. È certo che bisogna intervenire in termini preventivi, ma bisogna anche intervenire rispetto alla pena. Io su questo sono molto drastico. Quando sento parlare di violenza, quando si manifestano episodi come quello che voi raccontavate prima, che ha visto macabra protagonista la piazza Bellini di Catania, ma non di meno certamente sorte diversa ha avuto l'episodio palermitano, episodi che ormai si ripetono in giro per il paese, ripeto, in una società, ahimè, da questo punto di vista malata, dove i fatti raccontano situazioni di stupro, situazioni di ragazzi che hanno completamente perso la testa, e allora sì, viene fuori il tema delle ronde, viene fuori il tema della castrazione chimica, perché per questa gente non si può avere nessuna forma di atteggiamento volto alla questione pedagogica. Questa è solo demagogia quando si affronta il tema in questi termini, e bisogna dare dei segnali chiari sia rispetto alla prevenzione, da qui il tema delle ronde, sia rispetto alla pena del reato. Mi si potrà dire poi che il tema è legato alle sensibilità di un'umanità persa, ma siccome poi la politica deve fare atti concreti e non si può preoccupare della dimensione spirituale, della presa in carico di questi delinquenti, bisogna attivare delle risposte forti. No, anche perché poi io qua coinvolgo anche i giornalisti, ma soprattutto coinvolgo Coco del SAP, anche perché poi quelli che sono in prima linea, che si misurano, si spendono, ci mettono anima e corpo per prevenire i reati, parlo di tutte le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, poi spesso diventano oggetto anche di critiche
per il loro operato. Dico, il caso Rami su tutti a Milano, quello era un posto di blocco, non si ferma, se ne va, lo inseguono e poi tutto quello che è successo. Cosa avrebbero dovuto fare, scusate, quei carabinieri, quegli uomini delle forze però adesso dell'ordine passano, che servono però lo adesso Stato? passano per colpevoli, no? Se poi muore Ma un ragazzino colpevoli inseguito di cosa? dallo Hanno Stato, soltanto il provato problema è che a non mettere in fermarsi a campo un un posto di sistema di blocco è un sicurezza. evento, la morte di un ragazzino è un altro e quindi non diventa nessuno un colpevole, diventa il fatto che è morto un ragazzino perché non si è fermato a un posto di blocco. Scusatemi, perché se vogliamo raccontare le fantasie le raccontiamo. Le forze dell'ordine, Le quei racconti poliziotti e lei. quei carabinieri hanno difeso in È quel un fatto, è momento morto, è da uno che non si... Stato. Stavano cercando Permettetemi, di solo fare in questo. modo che non si perpetuassero dei delitti, Sì, certo. che non si facessero Non dei ho detto reati. che non lo La dovevano morte del fermare. bambino, del ragazzino Non non ho detto c'entra che lo dovevano fermare. Io conosco assolutamente poliziotti che nulla con fanno la centinaia di questi responsabilità blocchi e non delle uccidono Devo fare nessuno. raccontare a Coco che, voglio Io dire, credo poliziotti... che alcune situazioni vanno vissute. È molto semplice poi valutarle e giudicarle a bocce ferme. Certo è che c'è un adempimento del dovere previsto dalla legge, che è l'articolo 55. Siamo di fronte a un reato, perché non fermarsi all'alt, ricordo a tutti, a me stesso, che si commette reato e la legge alle forze dell'ordine impone il dovere di ricercare le fonti di prove e assicurare alla giustizia coloro che commettono il reato. Per cui l'inseguimento, partiamo da questo presupposto, è legittimo. Chiaro è che alle 4 del mattino vedere un T-Max, non uno scooterino, un T-Max con 2 soggetti a bordo che scappano per 8 km cercando di seminare 3 pattuglie dell'Arma dei Carabinieri, io credo che se la vivi la situazione puoi comprendere il momento. E Perché se il sospetto qual è? Ma puoi aver commesso una rapina, puoi trasportare droga, puoi avere armi. Cosa sarebbe accaduto se la pattuglia, attenendosi per esempio all'indicazione di un ex capo della polizia che dice che gli inseguimenti non vanno fatti in quel modo, ma bisognava semplicemente prendere la targa per poi eventualmente identificarli dopo? Mi chiedo, se era rubato la targa, a chi la riconducevi? Mi perdoni, avvocato. No, perché no? Se quei 2 non fossero stati fermati, spiace chiaramente l'epilogo, perché sono papà e quindi mi metto nei panni dei genitori, e la morte di una persona è sempre un fatto drammatico che non deve e non dovrebbe accadere, ma se quella pattuglia non avesse provveduto ad inseguire e successivamente quei 2 giovani avessero commesso un reato che avrebbe comportato un reato più grave a danno di un cittadino inerme, cosa Erano sarebbe? colpevoli sempre quelli che non avevano fermato, Che giusto? avevano omesso di adempiere al dovere di Laura, assicurarli alla scusi, Coco, giustizia. Laura, abbiamo raccontato di 3 episodi simili a quello successo a Milano recentemente, proprio in Sicilia. Sì, a Picanello è successo un episodio simile, ma quello un pochino più simile è successo nel Ragusano, l'ha raccontato un mio collega. Io però vorrei agganciarmi un po' a quello che avete detto prima. Io voglio ricordare in tema di sicurezza che ad esempio il 9 gennaio in Catania ha la memoria molto corta, c'è stato un omicidio, piazza Palestro alle 3 del pomeriggio. Cioè, questo ed è morto un ragazzo e tutto è accaduto per una fidanzatina contesa. 7 anni prima nella stessa piazza è stato ucciso un altro ragazzo sempre di 20 anni per una fidanzatina contesa. Secondo me le forze di polizia funzionano. Lo stupro, lo ricordiamo, è avvenuto il 30, il 3 febbraio ci sono stati già i fermi. La sera dell'omicidio c'era già stato in stato di fermo l'omicida, quindi qui non è un problema secondo me di uomini o capacità investigativa o di controllo. Gli uomini ci sono e funzionano, e fortunatamente la città di Catania ha degli esponenti delle forze dell'ordine veramente competenti, la risposta repressiva arriva sempre. Forse dobbiamo lavorare a monte? È una domanda che pongo prima di tutto all'assessore Porto. Prego, allora, e poi Antonio Condonelli stava intervenendo. Prego. Ringraziando la dottoressa Di Stefano, mi permetto di dire che Catania dà risposte straordinarie per la professionalità dei miei colleghi, partendo dal presupposto che mancano oltre 200 uomini all'apparato della sicurezza della Polizia di Stato.
Noi durante i governi tecnici con la spending review abbiamo avuto una politica sulla sicurezza che ha totalmente destrutturato l'apparato, perché il blocco del turnover e le mancate assunzioni hanno portato i nostri... Però non si può parlare sempre per onde emotive, cioè, serve un intervento strutturale. Per fortuna, dottoressa, adesso siamo in una fase di ripianamento e stiamo cercando di recuperare quello che abbiamo perso nei 12 anni, 15 anni addietro. Però i danni sono evidenti e li stiamo diciamo, pagando a caro prezzo, perché facciamo fatica a mettere uomini in campo. Io credo io credo che Laura intervenire anche con Donelli, poi insomma... Sì, faccio intervenire Antonio e poi dico perché credo che Laura facesse riferimento a un altro tipo di Stefano, ad un altro tipo di prevenzione, quindi su questo vorrei dire due cose. Antonio. Faccio una breve constatazione e una domanda. Nel momento in cui un esponente della Lega, bravo e impegnato come Figuccia, solleva il tema delle ronde, contemporaneamente certifica che il governo ha fallito la sua azione di controllo e di gestione della sicurezza dei territori, perché se no non ci sarebbe bisogno delle ronde. Punto primo. Punto secondo, domanda per l'assessore Porto, che saluto. Nel 2021 il Comune di Catania ha installato 213 telecamere costate tantissimo, telecamere di sicurezza. Il giorno dello stupro molte telecamere non funzionavano. Qual è la situazione di oggi? In questo momento funzionano le telecamere, le 213 telecamere che si trovano a Catania? C'è una stanza con qualcuno che guarda queste telecamere? Nelle zone a rischio in cui sono state installate, funzionano le 200 telecamere costate qualche milione di euro installate alla zona industriale di Catania, che è terra di nessuno, dove avvengono rapine e dove la Milano del Sud produttiva si spaventa ad andare a lavorare? Mi riferisco alla sacca più importante dell'imprenditoria che c'è nel Sud Italia, che è in ginocchio anche per il tema della sicurezza. Alessandro Porto, la risposta anche alla sollecitazione di Laura Di Stefano, poi dobbiamo andare in pubblicità. Innanzitutto ricambio saluti. Dire però quando posso rispondere. Certo, dopo la pubblicità, dopo la pubblicità. Con permesso potremmo anche prima dare una prospettiva diversa, perché finora viene letto tutto questo fenomeno solo in un modo, vorrei provarlo a leggerlo in un altro. Sempre dopo la pubblicità. È una domanda specifica, io ritengo anche per chi ci ascolta da casa è utile, e la ringrazio anche per la domanda del dottore Condorelli. Allora, le telecamere sono state, il lavoro è stato completato nell'ottobre del 2013 ufficialmente, 10-2013, 23, scusi, 23. Le telecamere quando sono state consegnate molte non funzionavano perché il sistema che era stato utilizzato era un sistema con le batterie nel frattempo, perché nel 2019 è il finanziamento, nel 2023 vengono consegnate, nel frattempo il sistema che era stato attuato, che è il sistema delle batterie, molte batterie non erano in funzione e quindi le telecamere, come ha ben detto lei, non erano in funzione. Abbiamo immediatamente con questa amministrazione messo in atto un sistema diverso, soprattutto di sostituzione delle batterie attuali, e attualmente su 203 telecamere ne funzionano 183. 20 non funzionano per una questione di collegamento con il sistema, perché dovete sapere che è una cosa importante, che noi per esempio non abbiamo potuto collegare le telecamere al sistema dell'illuminazione pubblica, perché siccome c'è un contratto Consip, il contratto Consip praticamente non permette il collegamento proprio per legge, non permette il collegamento perché il loro consumo sarebbe, come dire, a danno della ditta che chiaramente si è aggiudicata la cosa. Quindi Come si risolve questo? Abbiamo fatto con le batterie, abbiamo sostituito le cose e quindi funzionano. 183 su 203. Dico, immediatamente ci siamo attivati. Che le controlla queste telecamere? Le telecamere non sono telecamere a circuito aperto, nel senso che sono, come dire, controllate dagli operatori. Sono telecamere di sicurezza che sono state chiaramente attraverso un finanziamento del Ministero degli Interni, che servono solo, come dire, a registrare e eventualmente vengono utilizzate per fatti successivi, come è successo e come sono state utilizzate per l'evento di Villa Bellini, perché le telecamere, quelle là
nel perimetro della villa, funzionavano e sono state, come dire, hanno registrato. Poi se sono stati utilizzati o meno, questo non lo so, perché queste sono le indagini e chiaramente chi ha fatto le verifiche. Quelle dei bagni no, non funzionava. Quello del bagno non funzionava. Ma il bagno comunque non era interna, perché no, il bagno non era interna, è esattamente all'uscita, l'abbiamo già visto con un sacco di immagini. Oggi funziona. Oggi finalmente funziona. Allora, ci fermiamo un attimo, pubblicità e poi ritorniamo. Rientriamo in diretta, il dibattito continua ovviamente anche a microfoni spenti. Allora Figuccia cosa voleva aggiungere sulle ronde? Poi c'è Montalto che vuole spiegare a Coco qualcosa. Insomma, prego Figuccia. Prego Figuccia. E allora, partiamo da un concetto che evidentemente sono visioni anche differenti, certamente non con il bravo giornalista, ma con chi ha un punto di osservazione, diciamo, che guarda soltanto alla dimensione riabilitativa. Punti di osservazione diversi rispetto alla funzione delle forze dell'ordine. Le ronde non sono una cosa né sostitutiva né in contrapposizione alle forze dell'ordine. Quello che io penso è questo: bisogna fare un vero e proprio patto all'interno delle comunità che consenta di garantire la presenza delle forze dell'ordine ed una sicurezza vera nei territori. Vi porto un esempio per essere molto concreti. Noi siamo riusciti, grazie al sostegno del Ministero delle Infrastrutture, quindi grazie a Salvini, a lanciare attraverso un decreto di fine anno un intervento che prevede lo stanziamento di 180 milioni di euro. I 180 milioni di euro coinvolgeranno 7 città. Una di queste è Catania con San Cristoforo, l'altra è Palermo. Il famoso decreto Caivano, ne abbiamo già parlato. Esatto. Perfetto. Sul modello Caivano noi abbiamo previsto lo stanziamento solo per la Sicilia di 50 milioni che verranno distribuiti in questi due territori. Allora, come non pensare ad un sistema integrato che consente insieme di fare prevenzione, presa in carico, empowerment di comunità? I cittadini devono sapere, i cittadini per bene, che lo Stato c'è grazie alla presenza delle forze dell'ordine. È esattamente il contrario. Meno male è che le forze dell'ordine riescono a fare questo lavoro. È chiaro che non possono essere lasciate da sole, perché poi di fronte al tema o alla strumentalizzazione, ovviamente è chiaro che siamo tutti assolutamente terrorizzati rispetto all'idea che si possano perdere delle vite e va piena solidarietà alla famiglia di quel ragazzo, ma proprio perché questo deve essere in qualche modo evitato, bisogna far prevenzione. E per farlo bisogna mettere insieme tutte le parti sane del territorio. Noi abbiamo pensato ad interventi infrastrutturali dove da una parte si farà housing sociale, dall'altra si riqualificheranno degli spazi e delle aree verdi, parliamo di centri sportivi, dall'altra ancora però si interverrà direttamente sull'edilizia residenziale privata, cioè tutti quegli immobili dove insiste l'intervento dell'Istituto Autonomo Case Popolari o del Comune di Palermo. Sono immobili che non possono essere lasciati nel degrado e nell'abbandono, dando a spazi dove non c'è un minimo di illuminazione, a spazi pubblici dove non c'è un minimo di illuminazione. E questo allora, diciamo Figuccia, siamo d'accordo, questo però diciamo nel medio e nel lungo termine. È chiaro che diciamo chi vive i centri storici, l'ha visto che è successo a Palermo, sparano da fuori dalle discoteche, c'è aggressioni diciamo per rapine, microcriminalità ovunque. Che succede? Il problema infatti non se legge, ma serve l'intervento immediato, cioè lei giustamente dice, dal suo punto di vista dice io chiedo le ronde perché adesso voglio l'intervento immediato. Io sono per l'organizzazione del privato sociale, del volontariato, che scende in piazza e dà una mano nei vicoli, nelle strade abbandonate, dove questi soggetti, questi delinquenti per i quali andrebbe fatta la castrazione chimica, vanno in qualche modo fermati, denunciati alle forze dell'ordine. Le persone per bene sono molte di più di questi quattro valori. Proviamo a fare un po' di ragionamento un po' serio, di evitare la propaganda, perché sono temi molto delicati. Io credo che la sicurezza, ma così anche come il concetto di Stato di diritto, siano delle, lo diciamo prima informalmente, siano delle categorie che prima che esistere nel mondo
mondo giuridico e delle leggi debbano esistere nel mondo reale della società. E noi spesso e volentieri affrontiamo dei fenomeni che sono frutto di un'insicurezza sociale drammatica, drammatica. Allora, prima Laura Di Stefano sollecitava l'idea della prevenzione. Noi abbiamo innanzitutto un problema di una società e di un crollo valoriale drammatico, perché non c'è più una trasmissione automatica tra i corpi sociali e le persone. Quando crolla la scuola pubblica, quando crolla la sanità pubblica, quando crolla la certezza del lavoro, quando c'è l'esclusione sociale, quando le sacche di povertà crescono sempre di più, è chiaro che crolla quello. Quindi se tu non intervieni in quel settore della società, se tu non provi a... mi faccia finire, no, perché prego, devo spiegare il ragionamento. Se lo Stato non investe là, la presenza dello Stato non verrà mai sentita la comunità, non la puoi solo sentire con le presenze delle forze di polizia che fanno il loro lavoro onestamente, ma che non vengono però rispettate poi nel loro lavoro. Tutti diciamo fanno il loro lavoro, veda Luca, non è così, vede, il problema è la propaganda di chi prova a mettere in campo una sorta di rissa tra chi prova a parlare di garanzia sociale e la polizia. Non è questo guardi, il tema. Tanto io, perché poi io parlo, mi piace parlare, poi mi faccio una domanda. Il caso su cui guardi che cosa sta girando in questo momento, cosa stanno trasmettendo in un noto canale Pay TV sulle forze dell'ordine. Guardate questo estratto. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Lo giuro. Ma mi scusi, no, dico, questo è... Ma quale realtà vogliamo raffigurare? No, ma come quale realtà vogliamo raffigurare? Qui ci sono stati cortei in tutta Italia che hanno attaccato le forze, qua c'è Coco. Scusate, innanzutto però chiariamo una cosa, visto che non ho visto che la televisione gioca sulle immagini, Celerino, figlio di in un corteo di militanti e di compagni e compagni che protestano per i diritti, il lavoro, l'uguaglianza, dei compagni non c'è, quindi voi io non parlo dei compagni, questa è la televisione, voi state, quell'immagine è uno spaccato di non so cosa che disegna questa polizia. No, veda, mi ascolti. Allora, il fatto che il problema sicurezza debba essere incentrato su chi è a favore o contro la polizia è un metodo di ragionamento completamente sbagliato, perché la valutazione su un tema così importante si fa tenendo in considerazione tutti gli aspetti della società. Io ho detto una cosa, io credo che il primo interesse di chi opera nella polizia sia innanzitutto di lavorare in una società più sana, e quindi io dico che lo Stato non può mostrarsi solo con la divisa, ma anche come chi garantisce lavoro sicuro, sanità sicura, scuole e formazione reali e combatte l'esclusione sociale. Dopo dobbiamo renderci conto che in un... mi faccia finire però, non mi avete mai fatto finire. No, però mi devi fare finire un minuto. In un momento... Quando c'è un momento di grande disagio, sociale, è chiaro che la tensione sociale cresce, ed è chiaro che ci siano fenomeni. Ma se chi fa il proprio dovere diciamo che invece sbaglia a fare il proprio dovere, poi non ci lamentiamo quando poi vediamo che ma non è possibile, ragazzi, che chi che rischia la vita giorno per giorno, ci mettiamo anche... Voi pretendete l'impunità quando chi sbaglia una divisa, è un concetto diverso. Che rischia che faccia la casa la di questo paese pretende l'impunità quando a sbagliare la divisa. Così come io ci lamentiamo della mancanza a tutti gli agenti di polizia e tutela la nostra sicurezza, altrettanto è importante quello che comunichiamo a casa, perché se noi facciamo arrivare il messaggio sbagliato a chi chiaramente ci ascolta, poi avremmo i problemi seri, perché chi giustamente svolge la propria lavoro, passate il microfono di Montalto e di voi. Ma il problema è questo, che chi svolge il proprio dovere è sempre degli altri, oppure di chi... Fate parlare Coco, per favore. Io sono d'accordo. Parli, perché tanto gli Io sono d'accordo con l'avvocato, perché il ragionamento che va fatto sulla sicurezza, sulla cura della patologia che la società in questo momento vive, va fatto su un doppio binario.
Uno certamente sulla prevenzione e la repressione dei reati, e quello è a cui siamo deputati noi, ma è altrettanto importante quello dal punto di vista culturale, degli investimenti che tutti gli enti devono fare per rendere la nostra società una società che garantisce lavoro, che garantisce sanità, e quindi un patto sociale tra scuole, famiglie e istituzioni. Sono perfettamente d'accordo. Tutti siamo con d'accordo lei. su questo. Però serve pure, mi non perdoni tutti. avvocato, serve pure un patto di pacificazione e di politiche pragmatiche e non ideologiche su come affrontare il problema, con senso di responsabilità da tutte le parti, senza strumentalizzare, perché qui si gioca a tirare le forze dell'ordine una volta a destra, una volta a sinistra, una volta al centro. Le forze dell'ordine non hanno colore politico, non appartengono a nessun schieramento, giuriamo fedeltà alla bandiera e alla Costituzione. Abbiamo messo apposta quel fatto. E siamo per garantire la convivenza civile alla brava gente di questa città. Certo è che in un momento come questo, così complicato per tutto quello che sta avvenendo sia a livello internazionale che a livello nazionale, c'è un aumento esponenziale delle manifestazioni pro PAL, pro Rami, no TAV, no quello, non quell'altro. C'è un aumento ci sono aumenti di disordine. Rispetto al 2023, il 2024 ha subito il 127% in più di aggressioni e ferimenti delle forze dell'ordine in ordine pubblico. È un dato preoccupante. Cosa voglio dire per concludere? Serve equilibrio nel dibattito pubblico da chi riveste cariche, da chi ha la responsabilità dell'informazione, e non si può istigare alla rivolta sociale. Se hai un incarico importante, non possiamo far vedere ai nostri giovani quella serie TV che è offensiva, perché trasmette l'immagine di 10 protagonisti disadattati, disonesti, assassini, boicottatori, depistatori. Io la polizia la conosco, ci sto da 36 anni, ho fatto reparto mobile, ho fatto squadra mobile. La polizia non è quella. Dovevano far vedere anche un'altra polizia, di padri di famiglie eccezionali, madri di famiglie eccezionali, che fanno volontario, che si spendono per l'altro, che partono immediatamente quando il paese viene colpito da una calamità naturale, si sbracciano e sono disposti veramente a dare la vita per questo paese. Trasmettere quel messaggio, le dico questo, le rivelo questo, vi rivelo questo. Mercoledì sera mi trovavo a Roma, in via del Corso, avevo da poco visto la serie TV, con grande fatica, ho incontrato sotto Palazzo Chigi 4 camionette del reparto mobile. Io che conosco i miei colleghi ho provato disagio perché ho collegato immediatamente quel mezzo della polizia e quelle divise a quei 10 protagonisti della serie TV e ho provato paura. E io lo conosco. Lei pensi che potenza ha nei confronti di chi il mio mondo lo conosce solo attraverso l'impatto che abbia potuto avere nel corso della vita e così episodicamente? Mio figlio mi ha chiesto: papà, ma l'hai vista tu Acab? Ma siete così? Mio figlio che è cresciuto negli uffici della polizia. Questo è un aspetto, noi stiamo qua parlando di una fiction, ed è un'aspettazione. Io le posso garantire da persona che è sceso. Fatti di cronaca reali. Però dottore, gliela posso dire una cosa, veramente, ma lo dico di cuore. Io sono una persona che è scesa in piazza Sovita tante volte, lo sapete benissimo, ma chi scende in piazza non scende mica contro di voi o contro le forze dell'ordine. Non è vero. No, mi ascolti, perdoni, glielo posso garantire. Mi ascolti, lei ha fatto, però gliela posso, lei ha fatto riferimento all'amministrazione a sostegno della causa palestinese e contro un genocidio. A Catania ne abbiamo fatta uno al mese, ma lei ha mai registrato? Cioè, il problema lo sa qual è quando scelte politiche frappongono tra la giusta rivendicazione politica e l'esercizio della democrazia, strumentalizzando voi. Ma non è così per l'ultima manifestazione a Torino hanno assaltato commissariato e mezzi dei carabinieri. Lo dico perché quello è uno sfogo di rabbia dopo una. E ci sono i professionisti del disordine che si organizzano e arrivano. E
La cosa che preoccupa è che il livello di scontro si sta alzando anche rispetto all'utilizzo dei mezzi che vengono usati contro di noi, perché registriamo bombe carta ripiene di pezzi di vetro, bulloni, ci tirano addosso segnali stradali, ci tirano però addosso visto che io mi scusi, siccome 273 io ho feriti visto in ordine l'immagine, mi pubblico. scusi dottore, però visto che io ho un'immagine di un suo collega che alza il passamontagna a un ragazzo ucciso e lo colpisce con una pietra per simulare che anziché essere stato lui ad ammazzare Carlo Giuliani era stata una pietra di un altro militante e di un altro partecipante alla manifestazione, siccome ho nelle immagini persone che hanno sparato, io ho l'immagine del fratello della nostra senatrice Ilaria Cucchi pestato come dentro un carcere. Ecco, io non mi faccia esporre le immagini che riguardano lo Stato e che hanno portato questo tipo di critiche, perché se non ci fosse mai stato Carlo Giuliani, non ci fosse mai stato Cucchi, ecco, se non ci fosse stato questo mondo, non è che poi le critiche sono state inventate. Io non credo che la polizia sia questo, io credo che la polizia siano tanti oneste lavoratrici e lavoratori che in questa città fanno un lavoro eccezionale, ma altrettanto credo che sia una falsificazione della realtà l'idea che chi in questo paese fa contestazione sociale, lotta per i diritti, lotta per il lavoro, guardi, io ho trovato suoi colleghi che facevano l'ordine pubblico, che erano costretti a reprimere quello che stavamo facendo, darci spesso e volentieri ragione e la solidarietà per il coraggio di frapporre i nostri corpi a delle ingiustizie come i licenziamenti, come le deportazioni. Ma lo posso fare Ma vedere? secondo lei quando ci spostavano i suoi colleghi ci spostavano pacificamente? Guardate quest'altro filmato, questo è 2017, quando c'era il G7 qua in Sicilia. Pacificamente e senza armi, come dice la Costituzione. Cosa è successo? Montano? Dico, ma è un'immagine che fa vedere un corteo che chiedeva neanche un corteo interno, una parte del corteo, di fare 10 metri in più e un pugno di persone incordonate a mani alzate sono stati piccati e caricati, ma c'ho le immagini, ripetetele. Questa cosa si deve risolvere ma per non è forza che così. si risolve, ma il problema non è loro, forse non siamo capiti, perché voi andate e c'è un non è problema. che andiamo, sì, queste cose si vedono, allora, Montano, allora la perché polizia poi riceve un ordine di caricare, perché non bisogna accettare democraticamente 10 metri in più. La vediamo. 10 metri in più perché li chiedevano perché chiaramente dovevano istigare le forze dell'ordine che hanno un ordine specifico che devono bloccare il perché ad esempio c'è un punto, è chiaro che quella è un'azione specifica di azione perché devono creare lo scontro, perché lo scontro attira le televisioni e quindi è l'opinione pubblica. È chiaro, ragazzi. Ma in questo momento sei tu che stai istigando. Ma ti sto rispondendo. Ragazzi, questo significa che noi quando poi dobbiamo lavorare con i nostri uomini diventa un problema di fare loro. Mettiamo un po' di ordine a sta cacciara qua. Se vuole le do la soluzione. No, ma facciamo vi confrontate in maniera per favore. Spesso sono funzionali ad arrivare più vicino al luogo dove c'è un grande evento. Ma che ne sai? Allora mi fa parlare. Non ero là, quella manifestazione là c'era, ma certo che c'era, facevo anche il legal team. Ma di che stai parlando? Ascoltami, 10 metri più avanti. Allora cosa succede? È chiaro che quello che abbiamo visto, che è diverso da altre cose che succedono in piazza dove ci sono tensioni più gravi e c'è l'utilizzo, ma proprio quello che lei ha fatto vedere, Luca, è proprio l'esempio di come descrivere la realtà è una cosa complicata. Là si vedono dei ragazzi senza nessun'arma, senza nessun casco, senza nessun petardo, venire respinti e caricati da corpi di polizia giustamente in assetto della difesa, che non avevano nessuna possibilità né di offendere né di difendersi adeguatamente. Il punto di partenza è che loro sbagliano nel non concedervi 10 metri. In quel caso dico, così come le manca un passaggio, il divieto non lo fanno loro vengono, lo fa il questore e dietro c'è una decisione politica sbagliata del non garantire l'esercizio della democrazia per così come va fatta. A Catania tutte le volte in cui abbiamo trattato sui 10 metri in più, 10 metri in meno, il 99% delle volte, tramite anche l'interlocuzione
collaborazione con le forze dell'ordine, il questore ha sempre ragionevolmente dato quei 10 metri in più, perché erano un passaggio di democrazia che chiaramente la negazione avrebbe creato distenso. E quando tu neghi i diritti che si crea la tensione. Se poi qualcuno scende in piazza per insultare le forze dell'ordine è un problema suo, ma non lo facciamo noi, non la fa chi fa lotta sociale. La soluzione. No, ma dico io però la vorrei ricondurre poi al tema centrale Ho la soluzione puntata, a no? questo problema, perché alle prescrizioni che legittimamente dà l'autorità provinciale di pubblica sicurezza quando autorizza le manifestazioni, dando determinate prescrizioni per valutazioni e opportunità di sicurezza, è chiaro che oggi siamo noi lo schieramento che decide e eventualmente interviene. Noi stiamo chiedendo infatti zone di cuscinetto e dotateci di barriere in modo tale che si evita lo scontro. Anziché fare noi la barriera, mettiamo delle barriere in plexiglass o dei mezzi che riescono a chiudere in modo tale che non avviene più lo scontro. Le dico, avvocato, le bodycam che oggi i colleghi del reparto mobile indossano è una battaglia del SAP che abbiamo cominciato nel 2014 a Bologna regalando le spy pen, proprio perché vogliamo documentare tutto quello che non facciamo è interesse vostro, in trasparenza. Ma come credo non sia interesse neanche di chi rappresenta l'altra parte. Stiamo parlando di un fenomeno secondo me che viene montato ad arte. Cioè, il tema è la percezione, diciamo, anche di chi è messo lì a fare la sicurezza, no? Perché se tutto questo che succede nei centri storici, quando diciamo, vengono chiesti documenti, posti di blocco, controlli, eccetera, subentra poi il respingimento, non dico di chi manifesta per i diritti, ma di chi delinque, perché poi è questo, o di chi mette in mezzo. Sono fenomeni molto diversi. No, non sono fenomeni che dico, devono essere garantiti dalla sicurezza che lo Stato mette in campo con gli uomini. Non può prevedere la stessa disciplina o lo stesso tipo di tutele per gli agenti, colleghi del Signore che operano su strada per reprimere i reati, da quelli che poi si confrontano con i manifestanti, da quelli che invece devono intervenire nella movita. Ragazzi, stiamo mischiando temi che sono profondamente diversi e siccome il tema della sicurezza è un tema giuridico e sociale che richiede profondità, io ho provato a intervenire perché conosco bene quelle dinamiche di piazza, conosco come evitarle, come vengono decise apposta, ma da tante parti, cioè quello che vuol dire è che è un tema molto complesso. Ma lei non pensa che si può ricondurre tutto anche a un problema di percezione diciamo, delle forze dell'ordine? Ma guardi, le faccio un esempio. Che vengono viste come, dottore, diciamo, in questo Luca, particolare momento storico in questo particolare momento storico vengono presi polizia, tutte le forze dell'ordine vengono prese come elongazione, diciamo, del governo stesso, quindi sono un esempio braccio pratico, armato e il di un dottore governo. mi risponderà, mi potrà rispondere. Quando le faccio un esempio dei lavoratori che sono stati licenziati ingiustamente da chi magari appresso è scappato con la cassa, che vogliono occupare la loro fabbrica. Quel gesto è un atto democratico o no? Se loro sono costretti a impedire per una scelta sbagliata l'ingresso in quella fabbrica, ci sarà un gioco delle parti nel quale non ci sono tra gli attori nel basso colpevoli e non, perché loro faranno il loro lavoro e quelli faranno quello che è giusto democraticamente. C'è alle spalle un'assenza della politica e delle decisioni politiche, quindi è sbagliato spesso e volentieri concentrarsi sull'ultimo segmento di intervento dello Stato. E chiudo su questo una cosa: abbiamo parlato prima di un dramma come San Giovanni di Calermo. Io me lo sono vissuto personalmente perché la conosco per le mie ragioni, per ragioni personali, tantissima gente, ma possiamo ad esempio immaginare che proprio in quei quartieri popolari, a quelle famiglie, agli sfollati e che ha subito un figlio va tutta la solidarietà del mio partito, possiamo immaginare che proprio in quei quartieri, per quelle persone dove lo Stato è presente come forze di polizia, ci sono controlli stringenti, giornalieri, ma dove manca la sicurezza di tutto, e l'abbiamo visto, lo Stato debba intervenire non solo con le divise, ma anche per prendersi cura dei diritti delle sue cittadine e dei suoi cittadini. Possiamo costruire uno Stato che leghi il rispetto per la comunità, per le cose comuni e per lo Stato. Senza dei licenziamenti non ci sarebbe la necessità di occupare una fabbrica e non ci sarebbero le tensioni con la polizia. Proviamo ad anticipare quello che succede. Allora, ci fermiamo un attimo, mi dispiace. Domanda. No, la fa dopo la pubblicità.
Allora, siamo veramente a chiudere l'ultima parte della nostra trasmissione. Devo una domanda a Coco del SAP. Semplicemente questo. È un paese normale che registra nel 2024 il 127% in più di poliziotti, forze dell'ordine rimaste ferite durante i servizi di ordine pubblico, 273 feriti? Siamo in una condizione di normalità? Questa è una domanda che io metto per una riflessione comune. Certamente no. Allora, Figuccia. No. E poi volevo sentire i colleghi a chiudere, veramente. Concludo con una battuta. La libertà di ciascuno finisce quando inizia la libertà dell'altro. È tutto giusto, bisogna fare prevenzione, ma i processi culturali hanno bisogno di tempi. Io direi proviamo a spiegarlo al papà del ragazzino massacrato a botte davanti, non so, ad un pub o una discoteca per futili motivi. Allora bisogna trovare il giusto equilibrio ed evitare di fomentare piazze dove di giusto c'è veramente poco. Tutto qui. E Laura e Antonio. Io ritengo che il doppio binario sia l'unica strada consapevole per arrivare a una sicurezza, a togliere l'insicurezza percepita, perché gli uomini in campo servono, ne servono tanti, non lasciamo le forze dell'ordine da sole, dall'altra parte però serve costruire una nuova società, ma l'intervento immediato sicuramente è una risposta che il cittadino si aspetta e che lo Stato deve dare. Antonio, la prossima settimana ovviamente sei qua con noi, no? Medici. Settimana scorsa ci siamo occupati dei medici. Le forze dell'ordine sono come i medici in primo piano che stanno a valle di un sistema che non funziona, e se il sistema non funziona dipende esclusivamente dalle scelte della politica. Ci sono delle parti delle città che sono abbandonate a se stesse, sono le stesse parti della città che poi molto spesso votano per determinate persone che possono essere anche di centrosinistra oltre che di centrodestra. Tutto dipende dalla volontà della politica, quindi se le cose stanno in un determinato modo e la politica non riesce a intervenire, evidentemente non ne ha le capacità o non ne ha la volontà. Porto che conosce i quartieri, insomma gira. Ma quello che ha detto il dottore Condorelli è una verità, però dico, alla fine è il sistema elettorale, la gente può votare, vota per chi chiaramente ritiene di voler essere rappresentato. La politica ha fallito. Io credo che è un sistema il problema è molto più ampio, il problema della politica, del sistema, della scuola, anche della stessa religione, che aveva prima un ruolo anche più importante con le famiglie, eccetera, eccetera. È chiaro che il processo chiaramente di decadenza della società, poi alla fine ne paghiamo un poco tutte le conseguenze. Allora qual è la strada migliore? Quella della collaborazione. Io voglio dire una cosa, porto un esempio che per noi è stato fondamentale. Il lavoro fatto grazie al coordinamento di Sua Eccellenza il Prefetto con il Questore dell'Interforce. Sembra una sciocchezza, ma ha dato soluzioni di grande numeri, perché siamo riusciti, lavorando insieme, collaborando, a poter, come dire, estirpare in determinati quartieri che ormai eravamo abituati a vedere sui social, che erano sempre pieni di azzuffamenti, di problemi, eccetera, eccetera. Quindi allora la collaborazione dei cittadini, ma soprattutto anche tra di noi, è fondamentale. E io vi dico una cosa, il ruolo della comunicazione, di chi come voi fa il giornalista e quindi, come dire, poi alla fine riporta la notizia e fa arrivare la notizia ai nostri concittadini, diventa strategico e fondamentale. Quindi io ringrazio sempre chi di voi, come voi, lavorate a fine di poter far arrivare la notizia nel miglior modo possibile. Grazie, allora siamo in chiusura, Coco. Io le lancio anche questa sollecitazione, perché io il discorso, o almeno in parte, il discorso sulla sicurezza lo ribalterei anche nella prossima trasmissione, se non altro anche per ricordare un evento che ha colpito la polizia, che è la morte dell'ispettore Raciti, proprio nei giorni di Sant'Agata, quindi che sono proprio questi giorni. Anche lì insomma una vicenda complessa, la verità è al di là delle carte processuali e tutto il resto, se n'è andato un poliziotto, un poliziotto è morto mentre espletava un servizio davanti a uno stadio di calcio. E la settimana prossima ricorre l'anniversario proprio della sua morte. Io chiudo con un auspicio che
il diritto alla sicurezza diventi un diritto di rango costituzionale. La nostra Costituzione è bellissima, straordinaria, manca di questo passaggio, il diritto alla sicurezza dell'anziana, di poter andare a fare la spesa tranquillamente senza essere scippata e aggredita, i nostri figli andare in giro, la ragazza andare alla Villa Bellini senza rischiare lo stupro. È un diritto che secondo me andrebbe equiparato al diritto alla libera circolazione, a manifestare, al pensiero, al culto, a tutto. Credo che sia, e per questo vanno sostenuti quegli organismi che devono garantire la sicurezza, per cui mi auspico, e chiudo, che a breve venga approvato il decreto sicurezza che è in commissione, in dibattito al Senato. Però il decreto sicurezza, su quello mi scusi e mi posso Ci permettere, torniamo la prossima settimana, la invito alla prossima settimana. È utilissimo, è utilissimo. Guardi, non risolve nulla, peggiora solamente, mi creda. Ritorniamo la prossima settimana anche un po' in parte con il tema sicurezza. Allora noi ci salutiamo, ringrazio Giuseppe Coco, segretario generale aggiunto del Sindacato Autonomo di Polizia, ringrazio Alessandro Porta, assessore alla Polizia Municipale di Catania, ringrazio Pierpaolo Montalto, avvocato e segretario regionale di Sinistra Italiana, ringrazio Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all'Assemblea regionale siciliana, ringrazio il nostro Antonio Condorelli che in questo momento è fuori, ma lo ritroveremo ovviamente qui la prossima settimana. Ringrazio anche Laura Di Stefano che ci ha accompagnato nel racconto di questa settimana, prima nel racconto dello stupro alla Villa Bellini, poi insomma in questo dibattito sulla sicurezza. Grazie Laura, ti lascio andare anche al lavoro per il giornale, per la Sicilia, i nostri telespettatori non ci resta che dare appuntamento alla prossima settimana, sempre qui con Il Punto.